Pensiero del giorno, lunedì 19 agosto. Essere dimore e accoglienti per chiunque. Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi per la gloria di Dio. Lettera ai Romani, capitolo 15, versetto 7. Gesù ci ha mostrato che amare significa accogliere l'altro così com'è, proprio come ha accolto ciascuno di noi. Accogliere l'altro, con i suoi gusti, le sue idee, i suoi difetti, la sua diversità. E questo significa fargli spazio dentro di noi, espellendo dal nostro cuore ogni prevenzione, giudizio e istinto di rifiuto. Gesù è stato mandato dal Padre per salvare l'uomo, tutti gli uomini. Ha distrutto l'odio, ha abbattuto le separazioni, nel senso che ha introdotto nella storia una forza nuova, l'unica capace di farci superare tutte le nostre divisioni. Come vivere allora questa parola? Accogliendo il nostro prossimo con tutti i suoi diritti alla vita, al lavoro, a un giusto salario, alla casa, alla libertà e poi con le sue richieste di rispetto, giustizia, comprensione, affetto. Non diamo mai maggior gloria a Dio di quando ci sforziamo di accettare il nostro prossimo, perché allora gettiamo le basi della comunione fraterna e niente dà a Dio tanta gioia quanto la vera unità tra gli uomini. Chiara Lubick, estratti dal commento La parola di vita, dicembre 1986. Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui. Siamo membri del movimento dei focolari da vari paesi dell'America Latina e dall'Italia. Ti è piaciuto il video? Metti mi piace. Abbonati al canale. Suona la campana.